Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. Buonasera da Gianmarco Cervi. Ha smesso di piovere? No, come non detto, in realtà. Anzi, sta nevicando, sta iniziando adesso a nevicare. Con il Nottingham Moreschi e il Vittorio Veneto che scendono in campo per l'ultima gara di serata. Gara tra due squadre dall'andamento molto altalenante, un Vittorio Veneto che sembrava una delle favorite all'inizio della stagione, poi un paio di sconfitte brutte, la peggiore di tutte la settimana scorsa contro il Real Montini, super. Dall'altra parte il Nottingham Moreschi per evitare le zone basse della classifica, due capitani già al centro del campo, Nizzi e Mauri, che in realtà Nizzi non è il capitano perché in teoria è Galizia, però strana scelta oggi, si tiene soltanto il fischio del signor Scuteri che sta per arrivare, ducendo con i due portieri. Ready, let's go, partiti con il Vittorio Veneto che manovra. Nizzi tutto solo dentro per Marinoni per il vantaggio del Vittorio Veneto. Cioccolatino di Nizzi, Griffi a Marinoni che si prende anche la briga di controllare per essere sicuro di fare gol. Vantaggio Vittorio Veneto. Bellini dentro per Marinoni sul palo, incredibile. Nizzi, Griffi dentro per Galizia con il tacco per Bellini al centro per Galizia. Che azione, ragazzi! Mamma mia, Vittorio Veneto con una super azione, tutte di prima, tutta bellissima, 2-0. Chiude tutto Lipari, lotta sul pallone Lipari, va via Lipari con una grande giocata, dentro per Nizzi, Griffi, ancora per Lipari, la porta è vuota, c'è il 3-0 del Vittorio Veneto, altro assist di Nizzi, Griffi che concorre per la palma di miglior assist man della manifestazione. Codagnone all'indietro per Di Maio, la conclusione di Cosentini, una gran botta sul quale Pulizzotto non può nulla. 3-1, vediamo se il Nottingham Moreschi riesce ad aprire la partita. Gran gol di Cosentini, molto bello. Galizia, Cosentini dentro per Codagnone che calcia, grande parata di Pulizzotto, pallone dentro, Bellini per Galizia per il 4-1, grande azione ancora da Lipari, non Bellini scusate, a Galizia. Pallone sotto la traversa e 4-1 Vittorio Veneto. Poi lo scatto di Lipari per Marinoni, per Nizzi Griffi, no per Lipari scusate, ha segnato Lipari giusto? Ha segnato Lipari, sì, ha segnato Lipari, 6-1, il 5-1. Lipari la tiene in campo, Lipari bravissimo, poi manovra bene, la gira dall'altra parte per Nizzi, controlla, Nizzi Griffi, pallone sul destro, poi sul sinistro, Nizzi Griffi che gol, che giocata! Nizzi Griffi fa sedere tutta la difesa, poi tocco morbido con l'esterno destro nell'angolino. Arriva il duplice fischio scusate, del direttore di gara che manda le squadre ad asciugarsi per qualche minuto con il Vittorio Veneto avanti 6-1, super spot. Pallone recuperato bene, Lipari dentro per Marinoni, dall'altra parte per Lipari, 7-1, poi Cosentini gliela porta via, Cosentini. Pronto a partire Cosentini che calcia forte bene in porta e trova la doppietta personale. 7-2, l'avevamo detto, un gran tiro questo ragazzo, l'ha fatto vedere ancora una volta. Pallone che diventa buono per Nizzi Griffi con l'anticipo su Clemente. Grande scatto di Nizzi Griffi, tocco di punta a battere Clemente, 8-2. Lipari, gioco di gambe, tocco per Galizia, Nizzi Griffi, Lipari, la finta di Lipari per Galizia, di nuovo per Lipari. Vabbè dai, ma cos'è? 9-2, sono entrati in porta col pallone un'altra volta, giocano talmente velocemente che non riesco a commentarli. Incredibile pensare che settimana scorsa abbiano perso con il Real Montini. Pallone dentro per Marinoni, sono 10-2. Per Nizzi Griffi, dall'altra parte Galizia salta al portiere, cerca il cucchiaio, che gol di Galizia! Mamma mia cosa ha fatto, il gol dell'anno, sicuramente della giornata e i complimenti anche dell'arbitro. 11-2, Galizia, un gol fantastico alla Lavezzi. Dentro per Cosentini, Cosentini calcia, gran gol di Cosentini per la tripletta personale, veramente grandissimo gol, decisamente il migliore dei suoi per distacco. Poi Galizia, servito da Nizzi Griffi, Galizia per Nizzi Griffi per il 12-3 che arriva così. Poi Galizia, adesso esagera, poi il pallone buono per Mauri che la mette dentro, 12-4 sull'assist, manco a farlo apposta, di Cosentini che se non può segnare almeno fa gli assist ai compagni. Là non calcia, cerca Nizzi Griffi per il 14-4.
Vabbè, dai. Tiro da 3. 14-4. Gallizia, lo scambio con Lipari dentro per Gallizia. 15-4. Vi prego, basta. 15-4. Ah, Berti, un brutto pallone qui Lipari, quindi Cosentini per il poker personale e il 15-5. 15-5, 20 gol. Nizzi Griffi per il 16-5. Va via da solo e poi tocca con l'esterno sinistro e con l'esterno destro, corretto dall'arbitro. Grazie Andrea. Nizzi Griffi al centro. Vabbè. 17-5 da Nizzi Griffi a Gallizia. 17-5, lo ripeto, 17-5, sembra incredibile. Come inizio non benissimo. Pallone per Mauri. Caccia la palla in rete. 17-6, doppietta per Mauri. Ormai questa partita è una pagliacciata. Marinoni rimessa laterale. Vediamo se arrivano a 20. No, Marinoni al centro per Griffi. 18-5. Grande giocata di Marinoni sulla destra. 18. Parte sul fondo, finalmente fischia 3 volte il signor Scuteri. Finisce una partita incredibile, 18-6 se non ho perso il conto per Vittorio Veneto. Comunque vabbè, abbiamo visto tanti gol, ci siamo divertiti tutti. E 3 punti comunque importanti per il Vittorio Veneto che si rifà della sconfitta di settimana scorsa. Super spot.